Benvenuti, oggi è venerdì 30 maggio 2025. Il sole sorge alle 5:42 e tramonta alle 20:13. La luna si leva alle 8:40 e cala a mezzanotte e 00. Oggi si celebra Santa Giovanna d'Arco. È stata un'eroina nazionale francese venerata come santa dalla Chiesa cattolica, conosciuta anche come la Pulzella d'Orléans. Il nome Giovanna ha origine ebraica e significa dono del Signore. Il 30 maggio è la giornata mondiale della sclerosi multipla. Si tratta di una patologia infiammatoria del sistema nervoso centrale, insorge ad ogni età e le donne sono doppiamente colpite rispetto agli uomini. La diagnosi precoce è fondamentale per evitare che la malattia evolva nella forma progressiva più pericolosa. Piero Chiambretti compie 69 anni. Noto come Pierino La Peste, è un conduttore showman che ha conquistato il pubblico con il suo giornalismo irriverente e l'ironia pungente. Enrico Silvestrini invece festeggia 53 anni. Artista poliedrico, è stato VJ di MTV, DJ, conduttore, musicista e attore, partecipando anche al Grande Fratello VIP nel 2018. Infine Gianrico Carofiglio compie 64 anni. Dopo la carriera da magistrato ha intrapreso quella di scrittore, diventando famoso per i suoi legal thriller. Il suo primo romanzo, Testimone inconsapevole, è stato pubblicato nel 2002. Scoprire i segreti del cosmo per rendere la nostra vita sulla Terra sempre migliore. E questa è la missione che ha dato vita il 30 maggio 1988 all'Agenzia Spaziale Italiana. Questo entusiasmante progetto, dipendente dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, si occupa di tantissimi temi interessanti, studia l'universo, gestisce le comunicazioni spaziali e sviluppa mezzi per viaggiare nello spazio. Ma non è tutto, monitora anche il meteo. Come possiamo facilmente intuire, le sonde che esplorano il sistema solare richiedono una spessa schermatura per proteggere gli strumenti contro il calore del Sole. Questo è possibile attraverso una struttura al cui interno è presente una schiuma rivestita da materiale bianco riflettente che non permette il passaggio dei raggi. Inoltre, per evitare sbalzi termici elevati fra le parti più calde e quelle più fredde del veicolo, il sistema deve ben riuscire a distribuire il calore in modo uniforme. Buongiorno ai 12, oggi il Sole si congiunge a Mercurio, tutti un po' più loquaci nello zodiaco, soprattutto i Gemelli e i segni d'aria. Vediamo cosa accade. Ariete, per voi questa configurazione è una configurazione che risveglia un po' il vostro senso comunicativo e che vi fa sentire un po' più giovani e in vena di follie. Venere dalla vostra parte, nei vostri gradi, perché non approfittarne? Toro, la vostra giornata oggi prevede una comunicazione importante al lavoro che vi farà sicuramente molto piacere. Inizia un progetto nuovo, ci sono delle gratifiche per la vostra figura professionale. Gemelli, la giornata di oggi è quanto mai salutata in maniera positiva, proprio perché il Mercurio, il vostro pianeta, è nei vostri gradi e si congiunge a tutta la forza e tutta la luminosità del Sole. Giornata quanto mai fortunata. Cancro, la vostra giornata oggi prevede qualcosa di obbligatorio, un chiarimento obbligatorio, una discussione che avete evitato per un po', ma che oggi sarà necessario fare. Non abbiate timore. Leone, giornata oggi che vede Mercurio darvi una mano importante, proprio perché congiunto al vostro astro, al Sole, vi farà dei veri e propri dei della comunicazione, quindi tutto quello che direte oggi verrà preso alla lettera, sarete molto rispettati e considerati delle persone piene di carisma da bravi Leone. Vergine, giornata oggi che vede i
vostro pianeta Mercurio appartiene anche a voi, oltre che ai gemelli, nel segno dei gemelli, quindi a voi in quadratura, congiungersi al Sole, quindi questa è una forte scossa. Oggi dovrete trovare il coraggio di dire ciò che non vi piace, di accettare una comunicazione che probabilmente non sarà quella delle aspettative che nutrivate, ma che sicuramente vi offre una nuova prospettiva. Bilancia, bellissimo aspetto oggi di Sole e di Mercurio in trigono col vostro cielo, che vi aiuta a decidere tante cose belle, forti, sicure, chiare, persone nuove nel vostro ambito lavorativo e anche nel cuore. Scorpione, è una giornata oggi che prevede tutto l'appoggio della Luna, una stupenda Luna di trigono che cura i vostri affetti, che vi fa da carezza e che vi aiuta a riscoprire l'amore e anche la solidità familiare. Sagittario, una giornata oggi che vede Mercurio e Sole coalizzarsi contro di voi. Oggi proprio non riuscite a comunicare bene, o forse qualcuno non riesce a interessarvi col suo stile comunicativo. Cercate di non capire subito, date tempo alle cose per esplicarsi un po' meglio. Capricorno, una giornata oggi molto interessante. La Luna si oppone ancora ai vostri gradi e per quanto la solidità per adesso del vostro pianeta Saturno è importante e forte, quella Luna vi turba un po', forse è il caso di chiarire con il partner qualcosa. Acquario, oggi è una giornata splendida per voi come per tutti gli Aria, proprio perché il Mercurio congiunto al Sole sta dando il meglio di sé, peraltro in trigono con un Plutone che vi farà arrivare una bellissima notizia, un momento di successo per il segno dell'Acquario, che può utilizzare più mezzi e anche conoscere tutta una serie di referenti nuovi lavorativi e trasformare un po' il suo progetto lavorativo. Pesci, una giornata oggi che gode dell'appoggio della Luna, ma che impedisce, con un Mercurio così marcatamente contro, di avere a che fare con delle relazioni sgradevoli. Oggi, se potete, lavorate da casa, chiudetevi un po' nello smart working e soprattutto non avete l'obbligo di ascoltare proprio tutti. Sul palcoscenico della politica francese compare una figura straordinaria. Giovanna d'Arco, una giovane donna che conquista il cuore del popolo e si guadagna la fama di eroina divina della guerra infinita tra francesi e inglesi. Ma nel 1430 il destino si tinge di oscurità. Giovanna viene catturata e processata a Rouen da un tribunale ecclesiastico. L'accusa? Stregoneria. Il verdetto, pronunciato pubblicamente il 30 maggio 1431, è spietato, condanna a morte. Una piazza gremita assiste alla tragica fine di Giovanna, bruciata viva. Oggi parliamo di un modo di dire molto usato in America, close but no cigar, che in italiano si traduce con vicino ma niente sigaro. Ma da dove viene questa espressione così originale? E soprattutto, cosa significa? Tutto risale alla fine del 1800, quando in America iniziarono a diffondersi i primi parchi divertimenti. Ai giochi destinati agli adulti il premio più ambito era un buon sigaro. Se ci si avvicinava alla vittoria ma non si riusciva a portare a casa il premio, tanto desiderato, si diceva appunto close but no cigar, che equivale al nostro ritenta, sarai più fortunato. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi scopriamo il lato nascosto di uno dei più grandi scrittori italiani, Alessandro Manzoni. Dietro il monumento della tradizione scolastica si nasconde un uomo fragile e nevrotico. Tutto inizia a Parigi durante i festeggiamenti per il matrimonio di Napoleone. Manzoni perde la moglie tra la folla e ha un attacco di panico. Si rifugia nella chiesa di San Rocco, dove ha un'illuminazione che lo porta alla conversione religiosa, ma anche ad affrontare crisi di panico ed agorafobia. Nonostante le sue debolezze, Manzoni diventa un grande scrittore e guarda alle sue fragilità con autoironia.
Se fosse nato in un'epoca successiva avrebbe potuto finire sul lettino di Freud, ma invece la scrittura fu la sua cura. Ci salutiamo con la frase del giorno. Si odia chi si teme. E quindi accogliamo senza temerlo questo nuovo giorno che è alle porte ed iniziamo questo weekend alla scoperta dei luoghi della nostra amata Sicilia. Buona giornata dalla vostra Martina.